Parlare di incidenti stradali sembra quasi una routinaria, straziante procedura giornalistica, dietro alla quale si nascondono tragedie di inimmaginabile portata, come una famiglia distrutta. È il caso dell'incidente avvenuto a Stanghella, Bassa Padovana, a 2 passi dal Rodigino, dove hanno perso la vita una donna di 75 anni e la figlia di 48 residenti in 2 comuni della zona. L'auto in cui viaggiavano è uscita di strada, finendo nel canale Gorzone, dove l'auto si è inabissata, tragica ironia della sorte, in un corso d'acqua dove, nonostante la siccità degli ultimi mesi, il livello, l'acqua è profonda almeno 4 metri, non ha lasciato scampo alle 2 donne, che pure hanno cercato di uscire dall'abitacolo. L'auto è stata trascinata dalla corrente diverse centinaia di metri più avanti rispetto al punto in cui è piombata in acqua. Sul posto i vigili del fuoco di Este, che hanno preceduto l'arrivo dei colleghi di Mestre. Il loro lavoro, oltre al recupero delle vittime, è stato anche verificare che non ci fossero altre persone coinvolte nel sinistro. La strada arginale in cui è avvenuto l'episodio risulta molto pericolosa perché priva in ampi tratti del guardrail. La dinamica dell'episodio al vaglio dei carabinieri della compagnia Estense.